Ciao a tutti, io sono Alessandro Azioni e voi siete su Sardinia Warrior, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione e alla storia dell'archeologia. Oggi parlerò di scudi. Quando si parla di scudi, in generale si pensa al classico esempio di scudo medievale. Faccio il caso del mio scudo triangolare, insomma, medievale, con il simbolo del giudicato d'Arborea sopra, e questo è il classico esempio di scudo che si può pensare. È un tipo di scudo che si imbraga in questo modo al braccio e praticamente permette uno stile di combattimento ben preciso, che non è lo stesso di alcuni altri tipi di scudo. Facciamo il caso di un altro famoso scudo, probabilmente famosissimo in tutto il mondo, che è lo scudo romano. Questo è un esempio di scudo romano, quello classico da legionario, che tutti si immaginano quando pensano all'esercito romano. Come potete vedere è molto grande, molto avvolgente e in questo caso è privo di un elemento particolare che è l'umbone. L'umbone appunto serve per proteggere la mano di chi sostiene lo scudo. In questo caso potete vedere lo scudo non può essere utilizzato con un imbrago, anche se in alcuni film spesso si vede soprattutto imbragato a questo modo, con una fascia passante in questo senso. In realtà dagli scudi romani che noi conosciamo, in reperti archeologici, non sembrano presenti fasciature di sorta o imbraghi per legare lo scudo. L'elemento principale quindi che caratterizza lo scudo è sicuramente, almeno per una certa tipologia di scudi, sono quelli con un'impugnatura centrale, è sicuramente l'umbone. L'umbone, questo è nel caso l'umbone che protegge la mano in questo scudo romano, è un elemento molto semplice. Diciamo che presenta una concavità in cui dietro sta la mano, viene riparata la mano, una zona piatta per fissare l'elemento stesso allo scudo, insomma poi in generale qua si presenta una maniglia e dei chiodi, insomma, per fissarlo eccetera eccetera. Effettivamente però questo oggetto assomiglia a un altro oggetto molto famoso utilizzato soprattutto in periodo medievale, che è il boccoliere. Il boccoliere o noccoliere, a seconda della sua dimensione, è esattamente né più che meno che un umbone con una maniglia dietro. Se voi a questo oggetto aggiungete una struttura di legno, come può essere questa, vedrete che ottenete esattamente uno scudo. Questo scudo in realtà è la versione più semplice che esista di uno scudo portatile. Il boccoliere è né più che meno che uno scudo molto piccolo. Si potrebbe anche definire in effetti come un umbone con maniglia. E il vantaggio del boccoliere, oltre alla sua dimensione estremamente ridotta, guardate in paragone alla mia mano, è il fatto appunto che si possa portare appresso nella vita di ogni giorno. Almeno questo era quello che facevano nel Medioevo. Soprattutto persone che avevano la paura o comunque il presentimento che nel luogo in cui stavano andando potessero essere attaccati. Il boccoliere, a differenza degli scudi normali come quello imbracciato, non va tenuto vicino al corpo, perché potete vedere quanto poco copra, ossia coprente, rispetto alla persona, ma va utilizzato molto lontano dal corpo per appunto chiudere la linea visiva e le geometrie di attacco dell'opponente. Per descrivere le geometrie di umboni esistenti si può andare da quelli conici, questo ad esempio è un umbone nuragico, a quelli più piatti, con una, come dire, concavità e poi una conseguente convessità esterna molto ridotta, o addirittura umboni più rilevati come quello di prima. Poi esistono dei casi particolari, come basta pensare agli umboni germanici o addirittura agli umboni micenei, che talvolta in questa parte presentano un'estensione che va talvolta a finire o con un bottoncino o con una punta. In
particolare scudi dotati di punte sono quelli scozzesi, la famosa targa scozzese, che presenta nel centro dello scudo una protrusione che è appunto appuntita e si ipotizza servisse anche e soprattutto per l'edere all'avversario. Facciamo l'esempio di questo scudo nuragico ad imbrago, uno dei primi che ho realizzato. Diciamo, prendendo questo esempio come se fosse una targa scozzese, l'umbone appuntito che si protrude dal centro dello scudo servirebbe per bloccare i colpi in arrivo da un lato o dall'altro. È un'ipotesi tra l'altro che almeno personalmente ho applicato agli scudi micenei, agli scudi della Dark Age medievale, quindi periodo delle invasioni barbariche, e almeno personalmente ho applicato anche nella mia tesi di laurea sul combattimento in periodo nuragico. Come potete vedere esistono tantissime tipologie di scudo. Gli scudi possono essere piccoli, grandi. Questo ad esempio è uno scudo a goccia normanno. Potete vedere la forma che dà poi il nome generico, volgare, a goccia di questo scudo, che poi in termini più specifici è kite, genericamente definito normanno, ma in realtà veniva utilizzato da molte più popolazioni rispetto ai soli normanni. È un classico esempio di scudo utile per proteggere una persona relativamente poco protetta dall'armatura. Infatti lo scudo protegge quasi praticamente dal piede al volto di chi lo tiene. Questa è una caratteristica importante perché ovviamente lo scudo più è piccolo, più è portatile, ma è anche meno protettivo. Se voi pensate allo scudo dei legionari romani, era comunque molto alto. Nella maggior parte dei casi i romani portavano un'armatura relativamente ridotta rispetto, facciamo il paragone massimo, a un cavaliere medievale. Il cavaliere medievale, tant'è che passa da utilizzare questo scudo con un'armatura peraltro simile magari a quella romana, che era la classica cotta di maglia o l'orica amata, che è questa, nel caso in cui non la conosciate, fatta di tanti piccoli anellini legati tra loro. Lo scudo utilizzato inizialmente dai cavalieri all'inizio del Medioevo era molto coprente. Con l'evolversi delle armature si passa ad armature interamente coprenti e gli scudi, da che avevano queste dimensioni imponenti, iniziano a diventare sempre più piccoli, sino a diventare quelli appunto di forma triangolare. Sul finire del Medioevo, quando ormai le armature sono diventate quasi integrali sul corpo della persona, gli scudi si riducono talmente tanto da diventare appunto molto piccoli, come le famose targhe. Questi scudi diventeranno tra gli ultimi utilizzati, ad eccezione magari degli scudi dei conquistadores spagnoli come la rodilla. Spero che il video sia stato informativo, utile e magari anche divertente. Un caro saluto e a presto. Ciao!